Da Terme Vigliatore per l'8ª giornata del campionato Under 15 regionale, amici della Wisport si affrontano Academy Barcellona e Football Club Messina, formazione di Mister Presti impegnata nelle zone altissime della classifica dopo il successo per 3-0 sul campo della Ionia Calcio di Posto. Football Club Messina che invece nel turno precedente sul campo di Giammoro ha lasciato il passo alla Folgore Milazzo, uscendo sconfitta per 2-0. Le scelte di Mister Gianluca Mancuso con Papa tra i pali, D'Amore, Saranidi, Zimbaro e Sturniolo nella linea difensiva, in mediana La Monica, D'Urso, Maceli e Munao. In avanti Signorino e Sorrenti. Tutto pronto allora per cominciare, grazie alle immagini a cura di Angelo Cantaro, a dare il via alle ostilità. L'Academy Barcellona, prima chance offensiva proprio per la formazione di Mister Presti, che attacca dopo appena un minuto con il tentativo da parte di Biondo, che mette il pallone filtrante per Presti che anticipa il portiere, ed è subito 1-0 per la formazione dell'Academy Barcellona, vantaggio immediato. È partita che si mette in salita per il Football Club Messina a conclusione della distanza che qui sfiora la porta difesa dall'estremo difensore Papa. Poi calcio di punizione per il Football Club Messina, il pallone tra le braccia del portiere avversario, ci ha provato Saranidi. In questo caso il terreno di gioco non favorisce il calcio spettacolo e le trame di gioco e si conclude così un primo tempo avaro di emozioni. 1-0 Academy Barcellona grazie al gol di Presti, 38esimo, incursione da parte di Biondo in area di rigore, ne scavalca uno Biondo che poi si deve arrendere alla deviazione da parte di Papa, che salva in questo caso il Football Club Messina. Entrano Contarino e De Luna per La Monica e Zimbaro, dentro anche Oderi per D'Amore, entrano Russo e Bonsignore per Munao e Signorino. Tutto questo fra il 40esimo e il 48esimo, 2 minuti più tardi, e il solito Biondo a rendersi pericoloso in casa Academy Barcellona. Papa però non ha problemi, poco dopo al 51esimo cross in mezzo da parte di Bellinvia, c'è un batti e ribatti, alla fine il pallone finisce a Munafo che però non riesce a trovare il gol del possibile raddoppio. 57esimo da rinvio del portiere Papa e Biondo che conquista il pallone, prende la mira Biondo, Papa però risponde presente e interviene, l'azione prosegue, ancora pericolosi in rosa-nero quelli dell'Academy Barcellona. Il mancino però finisce di poco al lato, ci ha provato ancora Presti che ha sfiorato la doppietta, entra Roberto Di Rido per Maceli al 64esimo, però si chiude virtualmente anche il match, cross dalla destra da parte di Presti ed è Costa a trovare il gol del raddoppio. Chiude la partita l'Academy Barcellona, come detto al 72esimo ci sarà ancora una chance stavolta per il Football Club Messina perché perde il pallone l'Academy Barcellona. È lento però il tentativo del giocatore giallo-rosso, calcio di punizione che finisce al lato da parte di Biondo che cercava Trifirò in mezzo. Game over allo stadio Italia 90 di Terme Vigliatore, vince l'Academy Barcellona che grazie a questa vittoria si mette al secondo posto in classifica, -3 dal Camaro. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.